Amare il museo della propria città è un po' come amare se stessi. Sì, avete capito bene. Vi potrà sembrare una sciocchezza e forse mi prenderete anche per pazza, ma io amo profondamente il Museo Nazionale Concordiese. Perché, direte voi? Io amo il museo della mia città come amo i miei nonni. Alcuni potranno dire che i musei sono pieni di cose vecchie e noiose, ed è proprio questo a renderli affascinanti. Il museo è come un nonno. È un posto che accoglie tutti, è rassicurante, contiene tanti oggetti pieni di storie da raccontare, proprio come le case dei nonni. Dietro a quelle teche danzano storie cantate dagli dei, lavorate dagli artigiani, scolpite nella pietra con tanta dura bellezza. Camminare nel museo archeologico della nostra città, respirare la storia, immaginare i nostri antenati usare quegli oggetti, osservare con tenerezza come la scienza e la tecnica si siano evolute sotto i nostri occhi ed attraverso i secoli, è un privilegio. Un privilegio che abbiamo il dovere di conservare per chi verrà dopo di noi. Quando entro nel Museo Nazionale Concordiese io mi sento colpevole, sì, colpevole. Su quelle statue, su quei reperti che diamo per scontati, è impressa la fatica di chi li ha scolpiti, l'ingegno di chi li ha realizzati. Io li immagino passeggiare tra le sale del museo come spettri silenziosi, custodi del sapere, pronti a farsi vedere da chi apre gli occhi della fantasia con curiosità, disposti a prendere vita da un momento all'altro, davanti a coloro che hanno abbastanza coraggio da crederlo. Guardo il mio museo e vedo un anziano signore che ha bisogno di me. Mi chiede di aiutarlo a non invecchiare troppo, per poter raccontare ancora tante storie, per amare e farsi amare ancora da tantissimi visitatori. Sin da piccola, entrare al museo della mia città mi fa battere il cuore ed è proprio con questo spirito che un giorno varcai il suo portone e ci scrissi un libro, Sebastian's Chronicles, Lo scrigno d'Avorio. Lo ricordo come fosse ieri e non potrò mai dimenticarlo. Ora che quelle parole stanno per diventare un film e che sto dando il mio contributo per costruire una bellissima aula didattica, quando entro al Museo Nazionale Concordiese sento che c'è speranza. Lui mi ha parlato, ha raccontato a quella bambina che lo visitò 30 anni fa tutta la sua magnificenza, il suo prestigioso passato ed i suoi sogni per il futuro. Ed io voglio fare questo, voglio che tutti i visitatori lo vedano come lo vedo io. Un posto speciale, un posto del cuore. I musei sono i nostri nonni. Raccontandoci il passato, ci insegnano a costruire al meglio il nostro futuro. Stella Nosella.